Oggi nella nostra ricerca delle archeologie industriali siamo ad Ariano nel Polesine e stiamo scoprendo la ferrovia Adria-Ariano nel Polesine, che io personalmente non sapevo neanche esistesse. Era una linea ferroviaria italiana in concessione che collegò Adria ad Ariano nel Polesine tra il 1933 e il 1944. L'idea era di fare una via ferrata che da Adria raggiungesse la bassa provincia rodigina e quella ferrarese, arrivando quindi fino a Codigoro e Copparo. Proprio in questo periodo, infatti, il Comitato Ferroviario raggiunse l'accordo con la Società Veneto-Emiliana Ferrovie e Tranvie, SVEFT, e successivamente con il Ministero delle Comunicazioni, ufficializzando l'esecuzione del progetto del tratto da Adria ad Ariano nel Polesine in data 22 settembre 1927. La ferrovia a scartamento ordinario venne inaugurata il 21 aprile 1933. Da Ariano nel Polesine a Codigoro mancavano solamente 11 km. Sarebbe stato il completamento del progetto originario voluto anche dallo Stato, che voleva collegare Venezia a Roma, passando per Adria e Ferrara. Purtroppo la linea ferroviaria in tutta la sua breve vita non superò mai il capolinea di Ariano nel Polesine. Una caratteristica era che l'intero percorso era privo di apparati di sicurezza come i segnali luminosi, i blocchi della circolazione e la semaforizzazione dei passaggi a livello. Visse veramente pochissimi anni, infatti nel 1944 la società veneta decise di sospendere le corse a causa dei continui bombardamenti dei tedeschi in ritirata, perché andarono distrutti ponti, stazioni, binari e convogli.